La CGIA di Mestre rivela i nuovi dati sulle tasse del 2013. Ogni italiano spende mediamente 1.000 euro al mese. Grandi navi, tremano i 6.000 lavoratori della crocieristica veneziana in attesa delle decisioni del vertice in programma a Roma sulle grandi navi in laguna. Cresce il fatturato dell'agricoltura veneta grazie all'export, crollo della domanda di carne. Le aziende agricole si sviluppano sempre più. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Oggi abbiamo voluto dedicare l'apertura del nostro notiziario alle tasse. Ne paghiamo sempre più, al punto che il 12 giugno è il giorno in cui, secondo le statistiche, si smette di lavorare per pagare le tasse fino al 31 dicembre. La CGIA di Mestre attacca il carico fiscale sempre più insopportabile e annuncia che quest'anno, in media, ogni italiano, bambini e anziani compresi, pagherà in media 1.000 euro al mese di tasse. La cifra, specifica l'associazione, include anche il carico fiscale pagato dalle imprese. Nelle casse pubbliche affluiranno circa 698 miliardi, 700 miliardi di euro, una somma imponente, purtroppo ancora insufficiente a coprire le uscite totali che ammonteranno al lordo degli interessi sul debito pubblico a 810 miliardi di euro. E intanto c'è chi ripone sempre più speranze sulle aree metropolitane per far ripartire l'economia. Dopo la vittoria elettorale, il centro-sinistra veneto si lancia per la creazione della città metropolitana. I confini sono tutti da definire, essendo tramontato il progetto del 2012 legato alla sola provincia di Venezia. Passata la sbornia elettorale, ora il centro-sinistra veneto punta sull'area metropolitana perché ha tutti gli assi in mano per farla ripartire. 6 città venete su 7 sono andate al centro-sinistra e quello che più conta è la conquista di Treviso, dove il nuovo sindaco Giovanni Manildo sta pensando di incaricare una big del PD, Adriana Vigneri, per gestire la Patreve. La Vigneri è stata sottosegretario agli interni e anche city manager di Massimo Cacciari quando era sindaco di Venezia. A Padova Zanonato si è schierato con Orsoni per unire i servizi lagunari con quelli patavini già da un anno e ora a Cafarsetti è stata incaricata un'altra figura di spicco per gestire le alleanze e formare la nuova città, ossia l'ex rettore di Ca' Foscari Pier Francesco Ghetti. Inoltre il nuovo ministro agli affari regionali e alle autonomie è Graziano Del Rio, che da presidente dell'ANCI si è battuto assieme al sindaco Orsoni per la realizzazione della città metropolitana. Riguardo i confini della nuova area, che ha tutti i presupposti di ridimensionare la regione Veneto, sembra ormai tramontato il progetto della legge 2012 che prevedeva di approvare lo statuto con il coordinamento della provincia. Ora riacquista un ruolo importante il sindaco della città capoluogo, ossia Venezia, che dovrà guidare il nuovo organismo di transizione in attesa dell'approvazione delle città che vi aderiranno. Quel che è certo è l'asse Venezia-Padova-Treviso fino a nuove elezioni. Ore di tensione per la crocieristica veneziana, 6.000 i posti di lavoro, che dipendono dalle decisioni che saranno prese in un vertice domani a Roma tra il ministro Lupi, il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e anche i rappresentanti degli armatori. Un'altra giornata di tensione, quella di oggi alla vigilia del vertice in programma domani a Roma con il ministro Lupi sulla questione delle grandi navi in laguna. Il comitato Crais Venis, sorto in contrapposizione al comitato No Grandi Navi, ha inviato una lettera al sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, divisa in 5 punti. Un grido d'allarme per 6.000 posti di lavoro a rischio se dovesse passare la proposta di Orsoni di spostare l'attracco dei giganti del mare a Marghera. Il portavoce del comitato Crais Venis, Massimo Bernardo, non ha dubbi sul fatto che gli armatori non vogliano il trasferimento e siano pronti a scegliersi altri home port, come Istanbul, Trieste, Ancona, Bari. Da tempo le compagnie crocieristiche sono corteggiate soprattutto dalla Turchia e dalla Grecia per contendere gli arrivi e le partenze delle crociere europee. 1 miliardo di euro sarebbe il danno economico per introiti diretti e indiretti che verrebbero a mancare a Venezia, secondo gli operatori commerciali. Chi lavora grazie alle crociere in questo momento sta tremando all'idea che passi domani la decisione di applicare il decreto Clini-Passera da subito, che prevede il divieto di navigazione lungo il canale della Giudecca agli scafi con più di 40.000 tonnellate di stazza.
E Bernardo nella lettera sottolinea che proprio le navi più piccole, essendo le più vecchie, sono le più impattanti, perché di maggiore pescaggio, con carene spigolate, e inoltre sono più inquinanti per i combustibili usati e per la combustione prodotta da macchinari obsoleti. Tanto che la Costa Allegra e la MSC Melody, le uniche navi delle due società crocieristiche sotto le 40.000 tonnellate, sono state una venduta e l'altra rottamata perché antieconomiche. Rocciatori sul campanile di San Marco e nella piazza più bella del mondo si aggiunge anche una tettoia addossata al Paron de Casa per proteggere i turisti dai calcinacci. Arriva un'altra bruttura a storpiare la bellezza di Piazza San Marco. Dopo le polemiche sul gabbiotto che fortunatamente è in fase di smantellamento, arriva la tettoia anticalcinacci. Messi al riparo i turisti dalla caduta dei sassi, spetterà agli operai rocciatori capire cosa sta succedendo al campanile. Secondo il proto della Basilica e della Procuratoria di San Marco, l'architetto Ettore Vio, non si tratta di un problema grave, dato che il distacco di frammenti lapidei è causato dalle innumerevoli piogge che si sono insinuate fra i mattoni, anche perché a quell'altezza la temperatura è più rigida. Sono serviti 4 anni per consolidare le fondamenta del Paron de Casa, costati alla piazza un cantiere di pessimo impatto ambientale, ma non è stato sufficiente. Ora transenne e tettoie la fanno da padrone intorno al campanile. Intanto ai piedi del Paron de Casa c'è ancora il gabbiotto, che però è in fase di smantellamento. È stato infatti svuotato di tutti i gadgets, ma continua a funzionare per la vendita di biglietti a CTV e per mostre come quella di Manet. Il trasferimento del gabbiotto dal campanile sotto i portici di Palazzo Ducale dovrebbe comunque avvenire entro la settimana. E qui dovrebbe ricomparire in forma più ridotta e trasparente, per non deturpare visivamente la bellezza di Piazza San Marco. E ora parliamo dell'elettrodotto, un'opera gigantesca che la Riviera del Brenta ha osteggiato moltissimo nel corso dei mesi precedenti e che pare che non si possa più fare, o almeno è arrivato comunque il veto da parte delle istituzioni. Ma ne parliamo con il Gazzettino di Venezia, che oggi ha dedicato proprio un'apertura a questa vicenda, che però ha anche degli sviluppi. Siamo in collegamento con Marco Bampa, che è appunto giornalista del Gazzettino di Venezia. Ciao Marco, allora quali sono le novità? Ma l'ordine del giorno è il seguiti a quello che è stata un po' una bomba che è esplosa poi ieri dal punto di vista mediatico, cioè la bocciatura da parte del Consiglio di Stato del progetto dell'elettrodotto da Dolo a Camin. Una notizia che ha avuto delle ripercussioni immediate, perché non soltanto viene pregiudicata la realizzazione di questo elettrodotto che, ricordiamo, è stato caldeggiato da Terna per colmare, diciamo così, il deficit elettrico di cui soffre la Regione Veneto, ma viene a mettere anche in discussione tutto il progetto del vallone Moranzani, che ricordiamo che era un'opera di compensazione ambientale che era stata prevista da un accordo del 2008, di cui doveva beneficiare soprattutto il territorio di Malcontenta e Marghera. Ricordiamo che la linea elettrica contro la linea elettrica prevista da Terna si erano battuti non solo i comitati di cittadini locali, ma anche i sindaci dei territori che erano interessati all'attraversamento del nuovo elettrodotto, quindi di Dolo, di Vigonovo, di Saonara, di Stra. Il loro ricorso era stato in primo tempo bocciato dal TAR, ieri invece è arrivata la notizia dell'accoglimento da parte del Consiglio di Stato. Grande festa oggi, ieri sera già in piazza nelle cittadine della Riviera del Brenta. La battaglia però non è terminata, perché Terna avrà l'opportunità di superare quelle che sono state le motivazioni che hanno portato alla bocciatura del progetto, ripresentando il progetto modificato. Certo, questo comporterà una grande perdita di tempo, però diciamo al momento, insomma, i comitati, i sindaci della Riviera del Brenta cantano vittoria. Ecco, senti, ma pensi che il movimento d'opinione che era sorto contro quest'opera abbia in qualche modo pesato sulla decisione dei giudici del TAR? Ma io direi no, perché io mi sono letto, insomma, la sentenza, che è piuttosto lunga e molto articolata, e nella sentenza vengono sostanzialmente rigettati quasi tutti i punti che erano stati contestati dai ricorrenti, dei comitati, tranne uno, che è stato quello poi che ha portato all'accoglimento del ricorso, ed è proprio dal punto di vista tecnico che è arrivata la bocciatura, cioè sostanzialmente
i giudici di Roma del Consiglio di Stato hanno notato che c'è un vizio di motivazione nel parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, senza peraltro che ci fossero altri vizi né formali né di motivazione dell'iter procedurale che ha seguito la Regione e lo Stato. Quindi si tratta veramente di un cavillo che hanno trovato i giudici per approvare la bocciatura di questo progetto. Io credo che non siano altre considerazioni dal punto di vista politico da fare. Certo ci sono state delle reazioni piuttosto forti dal Presidente per esempio degli industriali Veneto, che ha detto ma a questo punto la burocrazia blocca anche qualsiasi progetto di ripresa. Ricordiamo che l'elettrodotto comporta un investimento di 290 milioni di euro, ci sono 50 aziende, imprese coinvolte per la realizzazione, quindi lavoro che poteva ripartire. Ecco, diciamo che da questo punto di vista è una perdita abbastanza forte, perlomeno momentanea. Bene, Marco, io ti saluto e ti ringrazio per questi sviluppi che ci hai dato sulla notizia. Vedremo ovviamente nei prossimi giorni come andrà. È un'opera così importante che non credo che gli industriali veneti lasceranno perdere. Comunque insomma vedremo poi gli sviluppi, come appunto ho detto. E ora parliamo di una notizia invece molto, molto bella, cioè l'agricoltura sta andando bene, è finalmente un settore che sta crescendo in questo momento di crisi terribile, e persino le avverse condizioni meteo non si stanno ripercuotendo sulla nostra agricoltura, visto che ha un fatturato davvero che è superato di 1,5 punti rispetto alla produzione dell'anno scorso. L'anomala siccità del 2012 non ha compromesso l'importante sistema agroalimentare della nostra regione, tanto che il valore della produzione ha raggiunto la cifra record di 5,34 miliardi di euro. Questo è il primo dato fornito da Veneto Agricoltura, un dato in crescita anche se di poco, che va analizzato in tutte le sue componenti. Il mondo dell'agricoltura sta andando ancora bene, sta dando segnali positivi, va anche quest'anno ad apportarsi al secondo posto dopo il settore turistico. Diciamo che stiamo cercando di dare qui in Corte Benetina oggi alcuni dati stando bene con i piedi per terra. Abbiamo visto un mondo dell'agricoltura dove tante imprese stanno chiudendo, ma stanno aumentando il numero di addetti al settore, sia a livello di indipendenti sia a livello di dipendenti d'azienda, per cui questo vuol dire che anche tanti giovani o media età vanno a dedicarsi al mondo dell'agricoltura. Settori più colpiti ovviamente si fa riferimento a quelli che hanno sofferto principalmente quel grosso periodo e lungo periodo di siccità, quindi il mais con una produzione in alcuni posti, in alcune aree veramente significativa, comunque mediamente del 35%, e idem è uguale anche per la soia. E c'è un dato che la dice lunga sul cambiamento di abitudini alimentari legato alla crisi, ma forse anche ad un nuovo stile di vita. Si mangia meno carne, diminuiscono così i bovini allevati per la macellazione. E ora altre notizie dall'area metropolitana, con notizie brevi dalla provincia di Padova, Treviso e Venezia. Tra le altre cose parleremo di consumi che cambiano, di turismo religioso e di testamento biologico. Testamento biologico oltre gli slogan. Per informare in modo esaustivo sugli aspetti medici, etici e legali riguardanti le cosiddette direttive anticipate, il Rotary di Noale promuove un incontro giovedì 13 giugno in Sala San Giorgio. Relatori il notaio Ernesto Marciano, l'avvocato Francesco Borsetto, la dottoressa Anna Aprile e Don Dino Pistolato. 2 tartarughe marine denominate Isa e Anna sono state liberate al largo di Isola Verde a Chioggia. Gli animali erano finiti nelle reti dei pescatori e, visto il loro cattivo stato di salute, erano stati curati presso la clinica veterinaria dell'Università di Padova. Alla cerimonia hanno assistito una 70ina di bambini delle scuole primarie. Allarme per la prossima stagione del radicchio rosso e variegato, a rischio per il maltempo in tutti i 25 comuni del consorzio, tra cui anche Zero Branco, Quinto, Silea, Casiere e Castelfranco. Se le piogge non cesseranno entro i primi giorni di luglio, la semina non potrà essere regolare, e pensare che l'anno scorso il problema maggiore era la siccità.
Nella Marca è boom di iscrizioni ai gas, gruppi di acquisto solidale. In provincia di Treviso ce ne sono ben 15, da Paese a Zero Branco, da Maserada a Ponte della Priula. Permettono di risparmiare fino al 30% sulla spesa attraverso acquisti collettivi fatti all'ingrosso. Il fenomeno dei gruppi di acquisto solidale interessa oltre 7 milioni di italiani. Crollano i consumi dei padovani e i supermercati tagliano i prezzi. Secondo una ricerca di Federconsumatori, ormai c'è poca differenza fra le offerte dei supermercati e i discount. Fino a un anno fa la forbice era del 40%, oggi è scesa al 28%. Altra tendenza interessante sono i prodotti alla spina, fanno risparmiare 64 euro al mese. Alberghi pieni, turisti da ogni parte del mondo. Padova si prepara al pienone per la festa di Sant'Antonio. Attesi nella giornata clou del 13 almeno 50.000 pellegrini. Nel pomeriggio la solenne processione delle reliquie lungo le strade della città, mentre la basilica resterà aperta dalle 5 del mattino alle 22:30, con messe praticamente ogni ora. E ora la pagina della cultura. Come tanti veneziani, anche Loredana Bragadin Boldini è migrata in terraferma, dove però non ha mai smesso di usare il dialetto. Il suo è un uso alto del veneziano, a servizio cioè dei versi poetici. E proprio alla presentazione svoltasi a Mogliano Veneto del suo ultimo libro di poesie è dedicato il nostro servizio. Gonna casera dove metto i miei scritti segreti. E a versero spesso, ma troppo è impiniso, ed esso capienza non ho coscienza. Ogni tanto vado a rumegare, su sta casera non trovo, eppure c'era. Loredana prova una tenerezza infinita per le cose, le sfiora con tocco materno e le rende quasi parlanti. Come allo scoccare dell'ora X, fogli e cassetti si animano di storie, scene vivacissime che condensano in un guizzo verità e saggezza. E ora vi dirò perché è l'ultimo libro di Loredana Bragadin Boldini, poetessa preferibilmente in veneziano viste le sue origini lidensi e poetessa che coccola le parole con la punta morbida delle sue matite. Amo scrivere su fogli rigati e con matita, perché rigato perché mi sento più sicura, con la matita perché una matita morbida, perché a me piace, non voglio che la penna aggraffi il foglio. Ho voluto mettere le bricole come nella copertina perché c'è una mia poesia all'interno proprio che dice di una bricola, che in definitiva io cerco nella mia vita di essere la bricola di qualcuno, cioè un aiuto per qualcuno. Gioie e amarezze, incontri e fantasticherie si materializzano con leggiadria nei versi di Loredana Bragadin Boldini, catturano la nostra attenzione anche grazie all'uso sapiente della rima. Sono poesie intensamente melodiche e infatti il trio Pausa in Sol maggiore ne ha musicate alcune. La presentazione al pubblico del libro di Loredana Bragadin Boldini è stata davvero una festa delle arti, come nelle intenzioni di Sign of Art, l'associazione che ha ideato l'evento. Per l'occasione, il centro sociale di Mogliano Veneto ha ospitato anche una mostra di fotografia. Cos'è che abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di
di inserire all'interno di questa presentazione anche qualcos'altro che vada oltre la sola parola, la sola poesia, ma che inglobi la poesia al tutto a 360 gradi. Quindi le fotografie del gruppo della Filanda Fotoclub, le musiche del trio in sol maggiore, in pausa in sol maggiore, e la poesia declamata dal critico Lucio Favaron. In questa presentazione abbiamo voluto dare rilievo alla terra, a quello che sono le tradizioni popolari del luogo di Mogliano e dei dintorni. Ecco che le poesie di Loredana non sono solo poesie da leggere a casa, ma sono poesie da leggere ovunque. Perché questo? Perché declamano qualcosa di ormai che è scomparso, perché le tradizioni che teniamo a cuore, quelle della casa, quelle dell'oikos, quelle della famiglia, ma soprattutto anche della terra che lei tanto ama. Siamo ragazze giovani, ragazze e ragazzi giovani che però vogliono guardare a 360 gradi sugli eventi, sulla possibilità di creare e comunicare dai più giovani e creativi alle persone comunque con una vera storia. Quindi la nostra proposta, se vogliamo dire culturale, passa dalla fotografia alla musica, al teatro danza, alla lettura di poesie, alla lettura di poesie in dialetto, come in questo caso della presentazione del libro di Loredana, proprio per voler valorizzare Venezia e dintorni. Venezia, si sa, è già satura di tante cose, ma non se n'è mai abbastanza. Il signore dei sta e usava gli ombreini. Ad avere il viso abbronzato c'era solo i contadini. Adesso invece c'è tutto cambiato. C'è pai di poaretti che non si muove mai, i fiori che vanno nei mari tropicali, se invece i più abbronzai. E pensare che sta eccessiva abbronzatura c'è pare a pe quasi una fregatura. E ora rimanete con noi. Voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 15 giugno a Olmo. Vivi con noi la tua estate, con i negozi aperti fino a mezzanotte, i centri storici da visitare, le band dal vivo in ogni angolo della città e poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 15 giugno ad Olmo. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. E ora le previsioni del tempo. È sbocciata l'estate, giornate piene di sole e temperature in aumento sopra la media. Giovedì 13 giugno, bel tempo sereno e soleggiato con foschie di notte e al primo mattino, ventilato sulla costa, valori in salita, mare calmo. Venerdì 14 giugno, fino al mattino cielo sereno, tra il pomeriggio e la sera più nuvoloso, brezza sulla costa, minime stazionarie, massime intorno ai 30 gradi, mare calmo. Sabato 15 giugno, sereno e soleggiato, con valori termici stabili molto sopra la media. Domenica 16 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in lieve salita rispetto a sabato. La marea di giovedì 13 giugno è normale, la massima a mezzanotte e 50-55 cm, la minima alle 7:50 meno 15 cm. Insomma, sembra proprio che l'anticiclone sia arrivato. E ora concludiamo qui questa nostra edizione, non abbiamo la controcopertina oggi. Vi ricordo il nostro concorso per chi si inventa un lavoro nuovo e chi ha iniziato una nuova attività. Per farvi conoscere inviate una mail a marketing@televenezia.it o chiamate lo 041 93 15 14. Sorteggeremo un vincitore e il premio sarà di 1.000 euro. Grazie ancora per averci seguiti, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.